Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Come al solito ogni giorno un nuovo video e a grande richiesta molti di voi mi hanno detto: ma non commenti queste partite che stanno accadendo in questo torneo fantastico dove si sfidano tutti i super gran maestri? E in effetti avete ragione, è il momento di farlo e ho scelto di iniziare con la partita Caruana-Carlsen, i due acerrimi nemici. Caruana gioca col bianco, quindi teoricamente ha quel piccolo vantaggio dato dal vantaggio di muovere per primo. Andiamo a vedere com'è andata la partita. D4, cavallo F6, C4, classico setup. Ora da parte del nero ci sono 200.000 risposte, cioè E6 giocata tantissimo ad alti livelli, E5 entrando nel gambetto Budapest molto aggressivo, B6 andando subito in una sorta di est indiana, D6, insomma G6, ce ne sono tantissime. Qui Carlsen opta per E6, probabilmente ora si aspetta un cavallo C3 a che potrebbe seguire tranquillamente un alfiere B4, ma il bianco cerca di destabilizzare la preparazione teorica del campione del mondo giocando G3. Vedi, ad alti livelli, prima di giocare una partita si studia innanzitutto contro chi gioco, perché lo sanno in anteprima contro chi giocheranno, cercano di capire normalmente quel giocatore col bianco o col nero che cosa gioca e poi si preparano come dei matti con computer, allenatori per cercare di giocare nel modo migliore possibile contro quelle mosse. E qui Caruana ha giocato in modo furbo, ha giocato la catalana, cioè normalmente in questo tipo di setup il bianco mira per giocare 3 o E4 e l'alfiere Campochiaro andrà in E2, in D3. Invece qui con questo setup l'alfiere va in fianchetto nel setup della catalana e questo spiazza un po' Carlsen, che rimane su questa terza mossa per oltre 30 minuti a pensare. Non so se questo può essere anche un classico trucco psicologico alla Carlsen, dove faccio passare 30 minuti così poi ti faccio vedere che riesco a vincere anche con lo svantaggio di tempo. Potrebbe essere anche questo, o semplicemente veramente rimasto spiazzato, anche se penso che di queste situazioni ne abbia giocate 4.000 di partite, quindi è anche probabile l'idea di una pressione psicologica all'avversario. D5. E ora normalmente si gioca subito alfiere in fiacchetto, ma cavallo F3 è totalmente indifferente. Alfiere B4. Scacco. Normalmente il consiglio che poi do sempre io anche agli studenti dell'accademia che si sono iscritti per insomma migliorare il proprio gioco è: evitate di dare scacchi così a caso, giusto per sentirvi fighi e dire ah scacco, perché quasi sempre quando si dà uno scacco a caso e il proprio avversario riesce a pararsi tranquillamente, cavallo in C3, cavallo in D2, alfiere in D2, ci sono 200.000 parate di questo scacco, quasi sempre questi scacchi non servono a niente. Spesso le mosse dei GM, dei Gran Maestri, assomigliano un po' alle mosse dei principianti e da qui la fortuna del principiante, perché spesso sono mosse così assurde per noi comuni mortali che le definiamo mosse da principianti. In realtà questa mossa ha tutto il suo senso, e il senso è: se ora il bianco si para con cavallo C3 o cavallo D2, questo cavallo è subito inchiodato, ci possono essere poi rotture di scatole con cavallo in E4, eccetera eccetera. Idem con cavallo D2. Cavallo D2, questo cavallo è sempre inchiodato. Perciò questa mossa forza un pochettino giocare D2, una mossa abbastanza attiva che forza il nero a prendere una decisione e allo stesso tempo toglie questa casa per questo cavallo, che in questo setup spesso e volentieri il cavallo bianco va in D2 dove è più versatile, poiché da C3 può prendere determinate case, da D2 può prendere altre case. Ok. Andiamo avanti, quindi alfiere D6, come vedi Carlsen ha perso qualche tempo da alfiere, ma faceva tutto parte della sua strategia. Ora bisogna fare molta attenzione, spesso questo alfiere viene ritirato in E7, mentre D6 il bianco può giocare C5. Anche qui bisogna fare alcune considerazioni su questa mossa. Uno dei vantaggi della moderna teoria degli scacchi, insomma da Steinitz in poi, è quello di guadagnare più spazio possibile.
e quando metti un pedone nella metà campo avversaria, poiché dalla prima alla quarta traversa sei nella tua metà campo e dalla quinta all'ottava sei nella metà campo avversaria, questa mossa può ingolosire parecchio. Per mia esperienza, quando si spingono subito mosse di questo tipo, si creano degli squilibri nella posizione e si crea subito, qui il nero c'è poco da fare, deve ritirare l'alfiere, si crea subito un piano di gioco per il tuo avversario. Qual è il piano di gioco per il tuo avversario? Quello cercare di preparare subito la spinta in E5. Ecco, negli scacchi chi ha qualcosa da fare vince contro chi non ha qualcosa da fare. Chi riesce a trovare subito un piano di gioco che sia semplice o complesso ha comunque qualcosa da fare, mentre quel giocatore che invece intanto posiziona i pezzi poiché non ha un chiaro piano che può essere difensivo, di attacco, di migliorare la propria posizione. Quindi è vero, sì, qui il bianco abbiamo visto che può guadagnare subito spazio, ma la lasciamo semmai più avanti. Tra l'altro Caruana giocherà questa mossa più avanti con grande stupore da parte di tutti. Alfiere G2, C6, classica mossa. Ora il nero prima o poi potrà posizionare questo cavallo qui molto aggressivo e addirittura potrà giocare cavallo D7, cavallo F6 e poi i due cavalli saranno in questa posizione e saranno molto forti. L'idea di C6 ovviamente è di creare un muro di pedoni contro questo cecchino. Noi sappiamo che gli alfieri in fianchetto sono dei cecchini, sono fortissimi, quindi Carlsen decide di prendersi delle precauzioni. Cavallo C3. Ok, cavallo C3 serve a prevenire eventuali entrate di questo cavallo fastidiosissimo. A rocco corto, a rocco corto del nero, guarda quanto sono fuso. E adesso l'idea è quella di preparare la spinta E4. Come si può preparare questa spinta E4? Si potrebbe arroccare e mettere poi la torre su E1, oppure semplicemente alfiere G5 con l'idea di cambiare il cavallo è un controllore della casa E4, dopo che ho cambiato il cavallo riesco poi a spingere i pedoni centrali. Qualcuno dice, ok, intanto adesso il nero gioca H6 e Carlsen, che cosa faresti ora? Ricordatevi una cosa molto importante, questo è un altro segretino, chiamiamolo così. Quando impostiamo un fianchetto non c'è tanto la paura dell'alfiere in G5, molti hanno paura degli alfieri quando arrivano in B5 e in G5, poiché questo alfiere non potrà ritirarsi in H4 poiché segue questa e si perde subito un pezzo. Poi bisogna vedere se il bianco ha abbastanza controgioco. Dunque la mossa dell'alfiere in G5 o in B4 quando si ha il setup del fianchetto non funziona così tanto poiché questa ritirata è sbagliata e quindi costringete il nero o a ritirarsi con l'alfiere o a cambiare. E ci ritroviamo praticamente in questa situazione. Qualcuno dice, ma il bianco ha cambiato l'alfiere, abbiamo detto che gli alfieri però alla fine valgono un pochettino di più dei cavalli, in alcuni libri i cavalli valgono 3, gli alfieri valgono 3,25, 3,15. Beh, devi sapere che in questa posizione questo alfiere nero faceva poco. Se tu ci pensi, guarda l'alfiere, dove può andare? Dove va? Va qui, ostruisce il pedone in E3. Va qui, viene cambiato con l'alfiere creando una brutta struttura pedonale anche se rafforza il controllo sulla colonna E. E G5 è la mossa che viene fatta, ma l'unica idea è quella di cambiarlo con il cavallo. Quindi cambio. Ok, siamo in questa posizione. Caruana è rimasto con l'alfiere buono, anche se, ripeto, va a sbattere contro un bel muro di pedoni del nero. A questo punto la mossa più comune è semplicemente a rocco corto, quindi prima di prendere iniziative, solitamente buona norma mettere al sicuro il re. Caruana gioca donna B3, una mossa che io amo tantissimo, poiché ovviamente controlla la cattura sul pedone C4, poiché non essendoci più l'alfiere è chi è che sta a guardare questo pedone, quindi donna B3 è importante, ma è importante anche per creare pressione su B7. Questo alfiere non potrà togliersi, altrimenti cade il punto B7. Cavallo D7, ok, continua lo sviluppo a rocco corto. E adesso un'idea potrebbe essere quella di spingere subito, con l'idea anche di eventualmente guadagnare spazio rafforzando sempre
la propria catena di pedoni, anche se ora materialmente non è possibile per via di tutte le controgiocate che ha il bianco, e infatti ti faccio vedere che cosa può accadere. A seguito di una spinta come E5, il bianco va subito in vantaggio, poiché c'è C per D5 e per D4 minacciando il cavallo, che si deve togliere facendo un bellissimo attacco doppio, donna E7 dopo il cambio dei pezzi, cavallo per D4, pedone per, e dopo questa situazione il bianco è assolutamente dominante e si capisce che sta molto molto bene, oltre ad avere ovviamente un vantaggio di materiale. Quindi questa mossa, torniamo indietro, non è possibile. Viene giocata donna in E7. La continuazione principale prevedeva la cattura su C4 e poi donna E7, mentre qui invece in partita subito donna E7. La partita segue con C5, ecco qui la mossa che ha lasciato tutti senza parole. Come dicevamo, ora questo alfiere si deve ritirare in C7, mi sembra ovvio, e ora c'è ovviamente l'idea da parte del nero di spingere questo pedone, e se il nero riuscirà mai a spingere questo pedone e a far crollare questo punto, praticamente il pedone in C5 rimarrà praticamente da solo lì e quindi sarà facilmente attaccabile dai pezzi del nero. E ora E4, un'altra mossa incredibile da parte di Caruana. E adesso come si può continuare? Qui la possibilità di cattura in realtà rende questo cavallo in E4 abbastanza immortale, dato che è difficilmente scacciabile, se non con probabilmente cavallo F6. F5 indebolirebbe la situazione del nero drasticamente, il pedone 6 diventerebbe un obiettivo d'attacco, tra l'altro inchiodato dalla donna in B3, quindi insomma la soluzione che gioca Carlsen è senza dubbio la migliore. B6 crea anche la possibilità di sviluppo dell'alfiere e andiamo a vedere come continua la partita. Segue cattura al centro, adesso c'è la colonna E che si chiama colonna aperta poiché non ci sono pedoni su questa colonna e il bianco giustamente controlla la colonna. Controllare colonne aperte è sempre fondamentale, l'abbiamo visto anche recentemente in una lezione dell'Accademia di circa 27 minuti. Donna F6, ora qui dici io devo togliere la donna, in D8 sembra una posizione assolutamente passiva, in F6 invece attacco questo pedone, insomma la donna è più dinamica e in effetti probabilmente chiunque di noi in questa situazione avrebbe giocato donna F6, ma che tu ci creda o no, donna F6 è errata, è la mossa che gioca Carlsen ed è imprecisa, poiché c'è un colpo tattico. Ti lascio qualche secondo per cercare di vedere il colpo tattico, se lo vedi ti giuro che ti faccio entrare in questo canale a commentare. Ok, il colpo tattico è cavallo per D5, C per D5, donna per D5. Ok, magari hai visto fin qui e ti faccio i complimenti, ma cosa succede ora? Ok, c'è la torre sotto attacco, la torre si sposta e come si continua ora? Perché ti ricordo che abbiamo dato un cavallo, bisogna recuperare il pezzo e lo si recupera con questo colpo tattico molto strano che è C6. C6, il cavallo sembra assurdo, ma non ha case dove andare, o ci sono suoi pezzi, o se va in una delle case disponibili come C5 o E5, viene catturato dal nostro pezzo. Incredibile. Segue torre di 8 e dopo questa continuazione il nero e il bianco secondo me si ritrova con un pedone in più. È vero che questo pedone è un pedone isolato, quindi probabilmente cadrà facilmente, ma è anche vero che questo pedone isolato, se riesce ad essere spinto, può creare veramente tanti problemi. A questo punto Caruana gioca cavallo in E5, una mossa come donna E4 per dire ok, tolgo la donna dall'attacco della torre, sarebbe stata passiva, avrebbe permesso alfiere F5, liberando tra l'altro anche l'azione della torre, donna E3, e insomma questa posizione probabilmente l'avrei preferita giocare col nero, mentre cavallo E5, una mossa importante, alfiere 6, questo alfiere, tieni a mente la posizione di questo alfiere che diventerà il Batman di questa partita, sarà un fenomeno. La donna si deve spostare nonostante c'è la possibilità di un attacco doppio, ma la donna è molto più importante.
Donna in E4, alfiere per E5, D per E5, minaccio sulla donna, la donna si sposta in E7 e ora questo fortissimo, in teoria, alfiere della catalana, questo cecchino, in realtà è un cecchino che però non punta a nulla, non c'è nessuno su quella diagonale. È vero, c'è la diagonale aperta e questa diagonale è nelle mani del bianco, ma se la diagonale è vuota, questo pezzo non sta facendo nulla. Quindi è molto importante anche questo da tenere in considerazione. Segue donna in E3, torre in B va in C8. Oh, adesso le cose si fanno interessanti per il campione del mondo che ha la possibilità di entrare in seconda traversa. L'alfiere che punta su questo pedone in A2, quindi questa torre non potrà togliersi da qui e la situazione si fa veramente interessante. Alfiere in E4 con l'idea di controllare le entrate in seconda traversa fondamentali. Donna C5 chiedendo un cambio di donne. Cambio. Ora ci sono possibilità per il nero, quello di attaccare anzitutto il pedone isolato, eventualmente in un futuro di raddoppiare le torri, o comunque si capisce che ora il nero ha una posizione attiva mentre il bianco ha una posizione passiva e spesso e volentieri l'attività sul breve o lungo periodo ti ricompensa. Bisogna proteggere quel pedone, quale modo migliore se non F4, creando una bellissima catena di pedoni. E adesso guarda questa seconda colonna, questa seconda traversa, scusami, come libera. Come libera, però Carlsen gioca G6. Questo alfiere potentissimo. Perché non ha giocato torre di 2? La teoria dice di controllare la seconda traversa, poiché dopo torre in A va in D1 non c'era possibilità di evitare il cambio delle torri, poiché se la torre, non so, andava a catturare il pedone, seguiva scacco matto. Scacco matto, il re non può fuggire qui, poiché questa casa è controllata dall'alfiere avversario. Ecco perché non si è giocata questa mossa, altrimenti si sarebbe fatta subito. G6, creando anche un'altra via di fuga per il re. Re in F2, ora anche il re cerca di essere d'aiuto in tutto ciò, anche se le entrate in seconda traversa sono sempre dietro l'angolo. A5, l'idea è: io salgo su con i miei pedoni, ti vengo a rompere le scatole, dato che tu sei un po' inibito su questo settore della scacchiera, dato che potrò entrare con le mie torri, dato che c'è il mio alfiere che ti attacca qui, quindi ancora una volta probabilmente preferibile la situazione per il nero. Re in E3, A4, torre in C1 chiedendo un cambio. Ovviamente il giocatore che è in svantaggio deve evitare cambio, deve evitare che la situazione si appiattisca, poiché le possibilità con meno pezzi diminuiscono. Torre B5 attaccando questo punto. Torre C2. Torre C2 è un'ottima mossa, si difende questo pedone, si controlla definitivamente la seconda traversa e in futuro possono esserci raddoppi o altre cose. Torre B4, alfiere D3. A seguito di A3, una mossa semplice, guarda che cosa poteva accadere. Alfiere D3. Tanto è vero, questa torre sta minacciando questo alfiere, ma l'alfiere è coperto dal re. A seguito di A3 c'era questo colpo tattico, cattura qui, alfiere F5, scacco, e guarda un po' chi c'è dietro il re. Il nero si sarebbe ritrovato in questa situazione da favola. Perciò torniamo alla nostra situazione, bisogna rimuovere questo alfiere da qui e adesso H5. Segue torre di 2, B5 e il nero continua il suo piano di spingere i pedoni, A3 e ora finalmente si è creato il buchino che tanto aspettava Carlsen. Torre B3. Questa torre è vero, c'ha poca mobilità se ci pensi dove va questa torre in B3, ma è anche vero che attacca questo alfiere che è inchiodato. Torre C1 con l'idea di portare la torre in C3 e cambiare i pezzi, e adesso beccati questa, B4, cattura, si potrebbe direttamente catturare su B4 ma c'è A3, cattura, e ora perché tutte queste mosse? Perché adesso c'è alfiere F5, si inizia a fare una tripla pressione su questo alfiere mentre ci sono solamente due difensori, bisogna metterci un altro difensore che è l'altra torre, ed è qui che si vede l'attività dei pezzi del nero contro la totale passività alla difesa di questo alfiere per evitare di perdere un pezzo.
B5, ok, è vero, sto giocando in modo passivo, ma cerco di andare a promozione con questo pedone. E adesso ovviamente risorsa difensiva è alfiere G4. L'idea è: togli questa torre da qui, la metti in C1, io poi posso ritornare grazie al alfiere F5 a crearti il triplo attacco su questo pezzo. Tu devi mettere una tripla difesa e io ti rifaccio il giochino di prima. Devi togliere la torre che è sotto attacco dell'alfiere, eccetera eccetera. E fu così che la partita finì patta per ripetizione di mosse. Non ti so dire, non credo, che il nero... non ti so dire se il nero avrebbe potuto vincere in questa situazione, non credo proprio, anche perché avrebbe prima o poi dovuto fare i conti veramente con questo pedone, quindi sarebbe dovuto tornare con una torre in difesa e quindi probabilmente il bianco si sarebbe riuscito a riprendere. E avendo poi un pedone in più, anzi in questo momento sono due i pedoni in più, quindi non lo so, penso che meglio di così Carlsen non se la poteva giocare. Peccato per quel tatticismo iniziale, quel sacrificio di cavallo che era veramente veramente difficilissimo da vedere. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, a lasciare un commento e noi ci vediamo come al solito domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!